6. Frutta verde ricchissima di vitamina C, aiuta anche il transito intestinale oltre a deliziare il palato con gusto tutto italiano. Agretti. 7. Conosciute anche come barbe di frate, provate a servirli lessati, conditi con un filo d'olio e uova sode sbriciolate sopra. Arance. 6,5. La Sicilia continua a produrre ottime arance da tavola, da spremuta, sono buoni anche gli arrivi dalla Spagna. Asparagi. 7,5. Aumenta la presenza del prodotto veneto, ottimo in qualità, portateli in tavola a Pasqua e Pasquetta con le uova sode. Cipolle fresche. 7. Con il loro sapore intenso e caratteristico, tagliate a fettine, regalano carattere alle insalatone fresche tipiche di questo periodo. Erbe spontanee. 7. Rosoline, scioppeti e bruscandoli spuntano anche sui banchi dei fruttivendoli, da portare in tavola secondo la tradizione trevigiana. Finocchi. 6. Come iniziare in modo leggero il pranzo di Pasqua, mettendo in tavola un bel pinzimonio con finocchi, carote, novelle e pomodorini. Fragole. 6,5. Immancabili sulle tavole delle feste pasquali come fine pasto, servite con gelato, panna fresca o colorate macedonie di frutta fresca. Insalatine. 7,5. Rucola, valerianella, spinacina, radicchietto, biettina, insalatina, varietà per tutti i gusti all'insegna della freschezza. Lattughe. 6,5. Gentile, cappuccia e brasiliana sono il simbolo della freschezza della primavera, prevale la qualità della produzione veneta. Pomodori. 7. Ottimi pomodori siciliani, eccellenza in sapidità nella varietà Merinda, ottimi anche ciliegini, datterini e cuor di bue. Radicchi. 5,5. Pasqua segna la fine della lunghissima stagione del radicchio tardivo, ultima occasione per gustarlo nelle sue 1000 preparazioni. Impossibile parlare di primavera senza parlare delle erbe spontanee, specialmente nelle nostre zone dove la raccolta coincide con le prime scampagnate all'aria aperta. Complice le temperature diurne delle scorse settimane e l'umidità degli ultimi giorni, le siepi e i prati si stanno riempiendo di rosoline, bruscandoli, scciopeti, erbette e germogli tanto buoni quanto spesso difficili da trovare. Ma andiamo con ordine, partendo proprio dal bruscandolo, tra le 3 citate, è forse il più facile da riconoscere anche se difficile da raccogliere. Cresce infatti lungo le siepi incolte, meglio ancora se nei pressi di un fosso o di un'area umida. Dall'aspetto simile a un piccolo germoglio rampicante, si intreccia con rovi, siepi e reti di recinzione. La tecnica migliore per individuarli consiste infatti nel seguire dalla base il lungo gambo che culmina con la gemma, simile per aspetto ad un piccolissimo asparago. Il bruscandolo è il luppolo selvatico, a tavola è squisito in frittate, risotti e zuppe. Dal vostro fruttivendolo potete anche trovare le rosoline, cioè le foglie nuove e morbide del papavero selvatico, pazientemente raccolte uno ad una nei pochi prati incolti che restano nella nostra provincia. Sono ottime lessate da sole o mescolate con altre verdure come spinaci, coste, cicoria. Vengono invece da poco anche coltivati gli scciopeti o carletti, forse meno conosciuti tra queste erbe spontanee. Sono le fogliolini della Silene vulgaris, piantina che a giugno genera un bel fiorellino biancastro violetto chiaro a forma di pallina che può essere fatto scoppiare, da qui scioppar, tra le mani. I carletti sono squisiti nei risotti. Acquistare informati si conclude qui. Maggiori approfondimenti domani sul Gazzettino di Treviso.